Marmolada, il bilancio definitivo, 11 le vittime, di queste 8 i veneti. Oggi l'esito dei riscontri sul DNA per Zaia è finita nel peggiore dei modi, le ricerche però proseguono sul luogo della tragedia, ci sono ancora resti. Oggi a Canazei e nell'intera Val di Fassa il giorno del lutto cittadino con le serrande dei negozi abbassati, i vescovi di Trento e Vicenza la messa in suffragio per le vittime. Tragedia paese, 33enne operaio di Badoere si tuffa in un laghetto di pesca sportiva e non riemerge più, il corpo recuperato dai vigili del fuoco. Dramma Ponte di Piave, bimba di 3 anni investita da una fiammata assieme al padre durante un barbecue, l'uomo ferito lievemente, la piccola ricoverata al centro Grandi Ustionati di Verona. Attentato esplosivo alla sede della Lega a Villorba, la Corte d'Assise accoglie la richiesta della Procura, l'anarchico spagnolo condannato a 28 anni di reclusione per terrorismo. Bloccato e sospeso nel vuoto 2700 metri di altezza durante una cordata sulle 3 cime di Lavaredo, alpinista austriaco di 65 anni salvato dal soccorso alpino. Alpini, il secondo giorno di adunata triveneta ad Asiago, stamane emozione e memoria con la suggestiva messa sull'Ortigari. Intanto continua la festa, domani lo sfilamento delle penne nere in diretta su Antenna 3 a partire dalle 8:30. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano il bilancio della Marmolada che è definitivo. Parliamo di 11 vittime, di queste 8 sono i veneti. Oggi è infatti arrivato l'esito del DNA con i riscontri portati avanti dal RIS di Parma. È finita nel peggiore dei modi, queste le parole del governatore del Veneto Luca Zaia. Le ricerche però proseguono. Vi posso confermare che abbiamo identificato tutte le vittime, tutti i cadaveri e ovviamente assegnato le porzioni cadaveriche che purtroppo sono rimaste a disposizione e abbiamo dovuto appunto assegnarle a ciascuno, quindi anche il soggetto che mancava, diciamo, all'appello rispetto alle famiglie richiedenti è stato identificato. A poco meno di una settimana dalla valanga di rocce e ghiaccio che ha sconvolto la Marmolada, il bilancio è definitivo. A comunicarlo poco prima delle 13 a Canazei Gianpietro Lago, comandante di quei RIS di Parma, che in 48 ore sono riusciti a chiudere il cerchio delle identificazioni tramite DNA, ponendo almeno un limite all'angoscia dei familiari. Possiamo dire di aver chiuso il cerchio in tempi molto rapidi e fermare il numero a 11 come in qualche maniera si ipotizzava, quindi ad oggi non ci sono elementi per poter pensare a ulteriori soggetti interessati all'evento. Alle 6 vittime identificate subito, i 3 vicentini Filippo Bari, Paolo Dagni e Tommaso Carollo, la trentina Liliana Bertoldi e i 2 turisti della Repubblica Ceca, Pavel Dana e Martin Uda, ora si può aggiungere l'elenco delle persone reclamate, i 2 coniugi cittadellesi Davide Miotti ed Erika Campagnaro, i fidanzati Emanuela Piran e Gianmarco Gallina, la prima di Bassano, il secondo di Montebelluna e il 22enne vicentino Nicolò Zavatta. 8 quindi le vittime venete che fanno dire al presidente Luca Zaia che è finita nel peggiore dei modi, non c'è più speranza, siamo vicini ai familiari delle persone che hanno vissuto una delle più brutte pagine di storia delle nostre montagne, un episodio che si fa fatica ancora ad accettare e a comprendere. Le parole del governatore. Le loro salme saranno però riconsegnate solo a ricerche concluse, sul luogo della tragedia ci sono ancora dei resti, le ricognizioni sia via terra che con droni proseguono. Ora, in questo momento, le ricerche continuano con i droni come avvenuto nei giorni scorsi. Questo accadrà anche domani. Domani ci sarà una suddivisione in 3 squadre, in 3 zone diverse della montagna, mentre finora veniva fatto con una squadra che lavorava, diciamo, congiuntamente. Da domani saranno 3 squadre su 3 zone diverse. Le ricerche andranno avanti almeno per altre 2 settimane, confermano dal soccorso alpino, anche per rispondere alle eventuali domande dell'inchiesta della Procura di Trento aperta per disastro colposo. Se da un lato gli inquirenti tendono a escludere la prevedibilità dell'evento, i familiari delle vittime sono intenzionati ad andare fino in fondo.
Ci sono poi feriti, 7 quelli ricoverati, di questi 2 tuttora in gravi condizioni. È il caso di Davide Carnielli, il trentino in prognosi riservata al Cafoncello di Treviso, dimesso nelle scorse ore il turista tedesco che si trovava all'ospedale di Feltre. Migliora anche la donna sempre tedesca che invece è al San Martino di Belluno. Ed è in corso proprio in questi minuti, lo possiamo vedere a Canazei, la messa in suffragio delle vittime officiata dai vescovi di Vicenza e di Trento. Per Vicenza il vescovo Beniamino Pizziol e per Trento l'arcivescovo tridentino Lauro Tisi. L'omelia è appena finita, ovviamente è arrivato l'abbraccio spirituale umano dei pastori, dei 2 vescovi alle famiglie delle vittime. Il vescovo di Vicenza ha a dimostrare il profondo lutto che ha coinvolto la comunità vicentina. Il maggior numero di vittime è proprio di Vicenza. Sentiamo le parole. Disponibili ad offrire un sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Padre, i nostri doni, perché i tuoi fedeli defunti siano associati alla gloria del tuo Figlio, che tutti unisce nel grande sacramento del suo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Questa dunque la preghiera dei 2 vescovi rivolta ai familiari, alle vittime e ai familiari che si trovano a Canazei e che hanno vissuto una settimana di angoscia. Nel corso delle prossime edizioni ovviamente vi proporremo i punti salienti di questa celebrazione. Per noi sul posto c'è Stefano Bozzi. Un giorno di lutto, quello di oggi, per l'intera Val di Fassa. Sono stati giorni durissimi, ci hanno detto alcuni residenti e turisti. Un lutto che coinvolge profondamente anche la provincia di Belluno. È stato abbastanza pesante, diciamo, all'inizio non si capiva cosa è successo, però poi una volta con il passaggio di vari mezzi, di polizia, pompieri, elicotteri, si è capito che qualcosa di grave è successo. È abbastanza brutto da vivere una situazione del genere. È abbastanza tosta, vedere andare avanti e indietro gli elicotteri non è stato molto bello. Secondo lei era una cosa che era prevedibile? No, non era prevedibile. Purtroppo no, in montagna succedono queste cose. Da un lato il cordoglio e l'apprensione, dall'altro gli interrogativi su una tragedia ancora difficile da definire. Resta un clima pesante a Canazei anche nel giorno del lutto. Su tutte una domanda: la strage della Marmolada era in qualche modo prevedibile? Si poteva evitare, aspettare qualche giorno quando la temperatura era un po' meno elevata? Non so. La gente era un po'... non sapeva che cosa dire, ci meravigliava che delle guide esperte fossero andate su. Ecco, tutte le meraviglie erano quelle lì, perché dice gente che sa poteva evitare, poi le fatalità sa com'è. Il dopo tutti sanno dirlo quanto è capitato. Quando si va in montagna ovviamente si sa dei rischi che possono essere, nessuno poteva prevedere il crollo di un ghiacciaio simile. Una settimana difficile per l'intera montagna, anche per il versante bellunese della Marmolada. Sinceramente mi sono chiesto in questi giorni cosa si può fare. E io penso che la cosa che possiamo fare è garantire un maggior numero di informazioni possibili a chi viene in montagna, in modo da poi dare tutte quelle che sono le coordinate per cercare di arrivare nei luoghi di montagna in maniera il più sicuro possibile. È chiaro che poi la responsabilità spetta alle persone, perché poi sono loro che devono decidere cosa vogliono fare.
E a proposito di incidenti in montagna, la cronaca ci parla di un escursionista di 68 anni di Roma che è morto precipitando oggi dal Lagazzuoi sopra Cortina. L'uomo, che si trovava con la moglie e un'altra persona, si stava dirigendo all'ingresso a Monte delle Gallerie quando è inciampato, cadendo a lato del sentiero e precipitando nel vuoto. Ieri sera invece un alpinista austriaco di 65 anni è rimasto sospeso a 2700 metri sulle cime di Lavaredo ed è stato salvato dal soccorso alpino. Il fatto è accaduto per l'appunto in serata, quando la centrale del 118 è stata allertata. È arrivato il soccorso alpino, si è calato con un verricello di 60 metri e ha salvato quest'uomo appunto austriaco di 65 anni. Soccorsi davvero rocamboleschi. E scendiamo in provincia di Treviso, a Paese, per parlarvi di un'altra tragedia che si è consumata nella notte. Un uomo di 33 anni di Badoere di Morgano si è tuffato nel laghetto azzurro di Paese ed è morto. Una serata con gli amici, praticando quella passione di sempre, la pesca, l'arrivo in serata a Laghetto Azzurro in Via Levante a Paese, poi 2 chiacchiere, le risate e quella decisione fatale, un tuffo nelle acque gelide. Mauro Libralesso, esperto nuotatore, ha fatto qualche bracciata, poi un malore improvviso. Il 33enne è scomparso davanti agli occhi degli amici. Lo hanno chiamato, hanno urlato, ma a quell'ora, a luna di notte, a Laghetto era buio, nessuna illuminazione. È calato un silenzio drammatico, rotto poco dopo dal suono delle sirene dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Treviso con il nucleo sommozzatori di Venezia. Il corpo di Mauro è stato trovato ad una profondità di 5 metri, portato a riva. Gli uomini del suo M118 hanno tentato di rianimarlo, ma il cuore del 33enne non ha più ripreso a battere. Doveva essere un momento di allegria, pescando e ridendo, ed invece in un attimo la serata si è trasformata in tragedia. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Paese. Questa mattina sono stati ascoltati dai militari gli amici che erano con lui. Avevano pensato in un primo momento che volesse scherzare. Lui, dicono, era così, ma poi si sono accorti che non riemergeva. Questa mattina a Laghetto Azzurro per la pesca sportiva è arrivata anche Katia Uberti, sindaco di Paese. In piena notte all'1:30, sapete bene che l'acqua è già gelida di suo, perché qui raggiungiamo i 30-40 metri di profondità. Sono quei divertimenti, quegli scherzi che talvolta purtroppo fanno pagare cara. E in questo caso magari l'epilogo è stato veramente tragico, inaspettato sicuramente, ma tragico. Ora saranno i carabinieri ad indagare su questa tragedia. In passato quest'area veniva utilizzata per le feste. L'amministrazione qualche anno fa ha intimato al proprietario di non organizzare più, di non dare più autorizzazione all'organizzazione di festicciole, perché comunque era un sito adibito a questo. Abbiamo monitorato assieme alle forze dell'ordine, carabinieri e polizia, questo non si è più verificato, purtroppo è successo pescando. Il comune aveva detto basta alle feste perché il laghetto, profondo 40-50 metri, era pericoloso. Qui si pescano carpe. Mauro era solito venire in questa struttura, ci racconta un ragazzo. Lui veniva qua spesso? Sì, era sempre qua, sì. Sì. Che cosa hai pensato quando hai sentito una cosa del genere? Ma io l'ho saputo questa mattina e al primo mi è dispiaciuto molto. A Laghetto questa mattina alcuni ragazzi sono tornati a pescare e, increduli, guardavano verso la casetta dove Mauro si è tuffato senza più riemergere. La procura ha aperto un'inchiesta. E si trova al centro Grandi Ustionati di Verona una bambina di appena 3 anni investita dalle fiamme del barbecue che il padre, un uomo di 54 anni di origine algerina, aveva acceso sul terrazzo di casa, un'abitazione in pieno centro a Ponte di Piave in piazza Garibaldi. La bambina ha riportato ustioni sull'85% del corpo, mentre il padre è stato ricoverato a Oderzo e dimesso nel pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri che stanno conducendo le indagini. La piccola sarebbe stata investita da un ritorno di fiamma innescata da una bottiglia di liquido infiammabile. Voltiamo decisamente pagina e andiamo sull'altopiano dei 7 comuni, andiamo ad Asiago perché oggi è entrata nel vivo la celebrazione delle penne nere, il raduno triveneto, ma ci racconta tutto dal centro di Asiago il nostro Lucio Zanato. Buonasera Lucio.
Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Eccola qua la adunata triveneta, ovvero l'adunata dei 15.000. I 15.000 che hanno veramente invaso Asiago, ma tutto l'altopiano dei 7 comuni. Una giornata, l'hai già detto tu nel corso della presentazione, importante perché 100 anni dopo, in realtà 102 anni dopo, si è tornati sul Monte Ortigara, dove c'è la colonna Mozza, per non dimenticare, dove si è tenuta la prima adunata degli alpini dopo la Grande Guerra. E allora vediamo il servizio, tra l'altro una salita iniziata questa mattina con autorità, gonfaloni, ma tantissimi, veramente tantissimi alpini, una salita iniziata questa mattina intorno alle 6:30 e con loro c'era anche il nostro Ferdinando Caravello. Vediamo il servizio. Sono le 6:15, gli alpini si preparano a partire dal parcheggio dello stadio del ghiaccio di Asiago, si va in Ortigara e noi andiamo con loro. Fino a qui si arriva in macchina, la colonna si ferma qui e adesso si parte e si arriva sull'Ortigara a piedi. Mezz'ora, 3/4 d'ora di passeggiata per chi è salito con i mezzi messi a disposizione dagli alpini, un paio d'ore, anche di più per chi è salito a piedi. Le penne nere comunque sono arrivate alla colonna Mozza, siamo in cima all'Ortigara, comincia qui il pellegrinaggio, comincia qui la giornata più importante. Tempo di farsi qualche fotografia in cima alla montagna sacra degli alpini. E poi è già il momento della messa con i discorsi delle autorità presenti e con tantissime persone, non solo alpini ma anche amici, simpatizzanti, che hanno deciso di partecipare alla celebrazione. Quindi finalmente la cerimonia davanti alla colonna Mozza con il labaro nazionale, con tutti gli alpini schierati con una corona di fiori deposta per onorare i caduti. E l'emozione è davvero fortissima per tutti. E basta guardare quanta gente che sta arrivando su questa terra sacra degli alpini. Una grande emozione comunque per voi? Una grande emozione anche per me, anche ieri quando ho parlato al sacrario mi sono un po' emozionato. Grazie. E dopo la toccante cerimonia in Ortigara, la deposizione di una corona, gli onori anche al cibo austriaco per ricordare tutti quelli che hanno perso la vita qui sull'Ortigara. Si chiude così questa parte così importante del raduno del terzo raggruppamento. Dalla cima dell'Ortigara si vedono tutte le montagne attorno, si vede la Valsugana che un tempo durante la prima guerra mondiale era il nemico, adesso chi è caduto qui rivive nella memoria di chi è stato qui oggi, per non dimenticare, dice la colonna Mozza, uniti nella pace. E allora siamo tornati in diretta dopo il servizio. Ferdinando Caravello, e come sempre, siccome quando si parla di alpini si parla sicuramente di momenti di sacralità, ma si parla anche di una grande festa. La grande festa è con gli alpini qui di Brera di Piave e non solo, gli alpini del Gemona. Però abbiamo chi è stato sull'Ortigara. Qual è stata l'emozione dell'Ortigara di questa mattina? Abbiamo visto il servizio, però in viva voce un'altra cosa. Beh, questa mattina siamo partiti alle 5:30 dal piazzale qui e siamo arrivati alle 6:35 sul piazzale Lozze. Da lì siamo ripartiti a piedi, alle 8 eravamo in quota. Siete tornati a marciare, insomma, no? Siamo tornati a marciare, più che a marciare siamo sbalzati, nel senso vero della parola, perché
alla mia età fare un'escursione del genere non era proprio tanto semplice. Però ce l'avete fatta perché certo, mai stracchi. Assieme ai nostri amici qua. Però noi siamo qui perché? Perché non può esistere una adunata degli alpini senza un coro. E allora noi chiudiamo questo collegamento con che brano? Sul cappello. E allora sul cappello, via. Dai. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve la bandiera su per i monti a guerreggiare. A te Cristian. Grazie Lucio, grazie davvero e buona serata, buona continuazione a te e a tutti voi. Domani tra l'altro la giornata conclusiva, come ci raccontava il nostro Lucio Zanato, del raduno triveneto degli alpini ad Asiago, con lo sfilamento delle penne nere tra le vie della città, e come sempre Antenna 3 sarà in diretta per raccontare le emozioni dell'appuntamento più sentito, dando anche a voi telespettatori la possibilità di commentare con i vostri messaggi WhatsApp ed SMS al 351 1755 340. L'appuntamento domani mattina puntuali alle 8:30 in diretta su Antenna 3. E noi ritorniamo alla cronaca, perché c'è un'importante sentenza di cui darvi conto. I fatti sono quelli dell'attentato esplosivo nella sede della Lega a Villorba. La Corte d'Assise di Treviso ha accolto la richiesta della Procura. 28 anni di reclusione per l'anarchico Sorroce Fernandez. È la risposta dell'ordinamento democratico che non si lascia intimidire e che dunque ha dimostrato di avere in sé gli anticorpi per reagire a queste situazioni. La richiesta della pubblica accusa, rappresentata dai PM Roberto Terzo e Alessia Tavarnesi della Procura distrettuale di Venezia, è stata accolta. 28 anni la condanna in primo grado pronunciata dai giudici della Corte d'Assise di Treviso nei confronti di Antonio Sorroce Fernandez, il 45enne anarchico spagnolo ritenuto responsabile dell'attentato esplosivo dell'agosto del 2018 alla sede provinciale della Lega al K3 di Fontane di Villorba. Confermato lo stralcio dell'accusa di strage, Sorroce, attualmente in carcere a Terni, è stato riconosciuto colpevole di attentato ai fini terroristici ed eversivi e di fabbricazione e porto di ordigni esplosivi. È una sentenza che conferma l'ipotesi accusatoria e la responsabilità dell'imputato nel posizionamento dell'ordigno, conferma anche la gravità che siamo andati da subito evidenziando circa la condotta. Nessun commento alla luce della sentenza da parte del difensore di Sorroce, l'avvocato Flavio Albertini. Nessuna presenza in aula, al di là di magistrati, avvocati e forze dell'ordine, se non al mattino 5 esponenti del movimento anarchico che hanno lasciato il tribunale, presidiato da polizia e carabinieri, molto prima del pronunciamento dei giudici. Nessun disordine quindi come quelli che c'erano stati un mese fa, quando l'accusa aveva avanzato la pesante richiesta di condanna e gli anarchici avevano bloccato il PUT. Oltre ai 28 anni di reclusione, Sorroce dovrà trascorrerne altri 3 in libertà vigilata. Disposto a favore della parte civile la Lega un risarcimento di 30.000 euro a fronte dei 50.000 richiesti e il pagamento di altri 17.000 euro di spese processuali. Ciò che premeva, al di là della qualificazione giuridica dei fatti, era affermare il principio che appunto le condotte non restano impunite e che la possibilità di ciascuno di noi, indipendentemente dagli orientamenti politici, ma di professare la propria fede politica, di attuarla in concreto, non deve essere messa in discussione. Questa dunque è la cronaca di Lina Paronetto. In ultimissima battuta vi ricordo ancora una volta l'appuntamento di domani su Antenna 3 a partire dalle 8:30, in diretta lo sfilamento delle penne nere per il raduno triveneto degli alpini ad Asiago, che prima ci hanno raccontato i nostri Lucio Zanato e Ferdinando Garavello. Potete mandarci i vostri messaggi via WhatsApp ed SMS al 351 1755 340. Ve lo ripeto, 351
1755 340. Appuntamento domani mattina alle 8:30. È tutto, è davvero tutto per questa edizione regionale. C'è il meteo. Buon proseguimento di serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Si rinforza l'anticiclone delle Azzorre sul nostro territorio. Ci attende una domenica 10 luglio all'insegna della stabilità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo in prevalenza soleggiato, salvo per temporanei passaggi di nuvolosità. Avremo più nubi, infatti, soltanto sui monti e lungo le zone costiere. Temperature minime tra 14 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 29 e i 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo in genere poco nuvoloso con venti a regime di brezza. In montagna sarà possibile una locale nuvolosità pomeridiana un po' più consistente. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime sui 28-31 gradi. Spostiamoci infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato. Al pomeriggio il tempo sarà variabile con possibilità di qualche debole pioggia sulle Alpi di confine. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 31-32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.